Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. La politica, mancano 20 giorni alle elezioni provinciali di secondo livello in Sicilia che si terranno il prossimo 27 aprile. Per quanto riguarda l'area metropolitana di Catania sono state rese note le liste e i candidati per Forza Italia, Grande Sicilia e Lega. La cronaca, avviati i cantieri per il ripristino di 6 alloggi danneggiati dall'esplosione del 21 gennaio scorso in via Galermo a Catania a causa di una fuga di gas. Gli interventi dovranno concludersi entro 2 mesi, ma si cercherà di anticipare i tempi se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Mentre a Misilmeri, in provincia di Palermo, stamattina si sono svolti i funerali di Sara Campanella, uccisa la settimana scorsa a Messina da un collega di facoltà, ad Alessandria si è tenuta un'iniziativa nel giardino dell'ex sede del Politecnico di Torino, in ricordo della giovane, un'occasione fortemente voluta da alcune studentesse della facoltà di medicina che hanno deciso così di ricordare anche Ilaria Sula, vittima della stessa sorte. Picchiano un immigrato e gli rubano il cellulare, ma i carabinieri glielo ricomprano, un gesto di solidarietà a Trabia in provincia di Palermo che ha permesso all'uomo di mantenere i contatti con i familiari nel paese di origine. Chiudiamo con il meteo. Per domani in Sicilia si prevede tempo stabile con cieli sereni e qualche annuvolamento irregolare. Le temperature si preparano a un nuovo aumento che però non arriverà prima del fine settimana. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, buona serata.